c'è centrial, alle San Calconte e il Santo Desi, alle San Fuart. Fluiamo la birra. E poi, senti una non è tedeschi e tabaian curlan, che sapevano barzalette. Me mari e me pari si sono trasferiti a Saint-Denis e hanno aperto una botteguta di robe tedesche. E dopo un po' che sono nata io e sono restata sempre in Friuli. E tu perché sono tornati in Germania? Ma c'è che la botteguta è la beve per una trentina di anni. E dopo è arrivata l'ora dalla pensione. Così. E anzi radunate sono tornati a veloce. Sicuro, ansierate sono partiti. E tu? Io avevo 20 anni. Ieri mi rosare. E così sono restata in Friuli per mettere su famiglia. Con tuo furlato? Sì, perché? No, ma non so quanto che non avevo svolto di schicciare sangue. Che sei un'idea di che macaco di mostacciuta. Io e te si simbolo sempre tanto bene. Mi immagini il pre di quanto so sposato. Vuoi tu, Vicky? Vuoi tu, Gertrude? E dopo un po' Calena, Günther! Ma anche tanto dopo, dal momento quando tu ti sei sposare tu hai già commesso. Ciao Gertrude, e il picciu? Ale di la come sta la sua notte? Ecco qua! E stava anche lui. Ma dove divisi? Sarà venuti spicciula? Ma no, tuo padre ha relata fa una camminata. Ah, allora non fate? No, bene, cuglietti, ti ha relata fa le solite camminate come un dito, ma di dopo di che sti? Non la picciu? No, cuglietti, sta Ma tranquilla. c'è qualcosa scappurete, vabbè! Ho fatto i miei finti in chiesa, ora già si smesso di contare a me pare che le finti per frani, c'è non si cosa scappurete? Lucio, ha razzata gaia con tuo pari. Io poi contate tutta la storia a Gertrude. Se resti indichiatarsi e sace di e non puoi salire su art. Vale su vale, senza contare le storie di Lucio e di Gine. Ma io Di parte di stuata saranno tuttane. Ma io situazione provvisoria, su. Provvisorie. Si smesta le provvisorie. Bene, tra poco, Günther a Giorgi. Domani devi partire fino alla domani. Che me mari che arriva in su. Mi ha mandato prima un WhatsApp. C'è? E un'applicazione sul telefonino per scriversi messaggi. Allora che se non arriva. Una volta si scriveva in diretta, si mandava le cartoline. E prima che Giorgi sono sempre qui sul telefonino. Ma io ne avevo utilissime Gertrude. Che alle qui c'è Pier, senti che mi ha mandato. C'è? Ce l'avete? Ah, non senti, le fotografie di lui in tanta guida. Bravo, proprio bravo. E lui invece di chiarare la strada ha fatto un selfie. Selfie, Gertrude, si dice selfie. Noi guardi c'è un che si dice. Guarda, vive, mi tira bene io questo. Sì, manca arrivi anche io i tiri, sì. Di cui state chiacchierando? Ah, ma tu so svegli come chiacchierare? Ma tu sei tu, no? Ma non covente costei ascolta. I robi si regna sapere lo stesso. Ma papà, allora tu? Molto. Brave, robi te, molto, e tu? E che signora chi? O immagini che sei di la nonne? Oh, sì. Piacere, sono Gertrude la nonna. Queste sei come me, sveos, pareva a capire i robi. Sai signore, però una roba io non è capire.
non ti so figlia. Fie? No, io sono figlio. Troppo vende che mi tieni platato in lunie. Ormai lo sai già tu. Io non ho un figlio, che si chiama Günther. E figlia che si chiama Serena. Serena. Serena, tu figlia che insieme a Lucio e a Helmut. Sì, Serena, mio figlio. Se piace devi essere dilatare le calamite e capire tutti i mali. Ma no, papà, è venuto a fare Picciu, Lucio, ti ha contato, no? Sicuro che mi ha contato. A cui pensare che avessi tirato E lei. io pensavo a Bunker. A cui? Camillo, Anilla di là che ti fa sbiadierno. Oh, tu non lo sai, troppo bien calè. Sì, no, lo sai, tu mi hai fatto fare così bien. Ma sarà stornare le grische che andavi. Può darsi? Parruccato Corani. Bisogna stare attenti. Sì. Un errore attento. Siamo stati. Stai al mare. Hai un problema sicuro. E tornare con la salute. Sì, ma ti senti? Avete contato a signor Danilo di Mr. T? Di Helmut? Ma Helmut ha 27 anni, no? Sì, l'hai fatta tu là. Tu mi sta la sua scuola. Io insieme alla Caprese, se tuo padre non sa, forse adesso chi avrà domandato, no? Di quella che frode. Gli dice che alle figli per frati. Ho visto un uomo così, se non ne parli, Anzi, ma pausi, non sei sto? le faccio chiamare a te. Tu vivi sulla Sud Germania, mi chiamo così mi parli, dico chi? Che dite per voi, fasti valise se ne so con me. Ma tu, adesso ti vuole qualcuno, mese fine scuola, il diploma. Sì, però dopo ti trasferisci. Ho vinto a carattere, io là, tu chi della lì, ma il cane, che sfrutti, non può dire la salute in strada. Delle ragione, lasci che finisci scuola. Io vinco che va a finire la nonna e dopo ti apparemo una decisione. Tanto continui a parlare con suo padre. Ma non si tratta di chiappare un qualcuno, che dire proprio una questione di sopravvivenza, Oh, dai, Dede, sta svogliatissima. Non sta parlando a spavaldo, capite che tu dobbiamo, che si sbatti da lei mi senti así. E neanche che fosse il doloroso un po'. Non è un po' grosso, però sapete cosa fate. Oh, io ne voglio più mi fai una discussione? No. Proprio che un pietro dentro. Dite io alle spettacolo. Infatti avrei meglio di a me. Ma non sono buttati in chiave. Non è questione di montare in chiave, sapete tu? E chi scuida? Guten Morgen, mein Name ist Günther. Ma che come vedi messi in suggestione. Mi pare che la calamite hanno chiappato un altro. Quindi, Avete qui, avete educazioni. Ja, io essere il suo kinder. ti dopo che avrò fatto collezione, quando la sua Per suo dai, significa che uno e fiora al cavallo urlando. Sì, boh, che mi scusi. Un uomo scuola di là, via del me. Vinto c'è? No.
Günther, alle frati di Serena Caimari di lei. E quindi alle pappe di lei. E capito di lei. Serena? Qui c'è Serena? Serena, tu su? No, io non ho nessuno su. Oh, cazzo, Serena, tu su? Da Mari di lei. Ma che fa male il viaggio? Ah, sì, Serena. Oh, qui questo si scorda, prima dai si slacca le giochiere. Oh, buonasera, c'è tanta gente, ciao! Quando se si fa che tu ti senti con noi che a Caribe? No, voglio dire fare richieste che sono venuti miei amici che mi scrivono, sono venuti a dire qui. No, sono di là. Ciao, 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 Lucio, no. Ma che tu? Pensa alle finestre, lui. Danilo, ma cos'è? Cerchi, capisci che sono giovani? Giovani, sì. Ma intanto, gli altri giovani non hanno figli, non sono stati a Palma e a Lalistelli. Misteris, papà? Tu manco robi scusasse che ora lei. Ma le fortune che con queste storie non tu gente risduie. Tu non tu sei mica una frutta inquinale come i fratelli. Dai, Nina, fai io di piccini. Non sta faccenabis, Io non capisco, c'è che tuo figlio a essere così incosciente. Tanto io credo che toffi. Ma la faccia che la fa? Allora un frutto, avresti curato, crescito, un coccolato. Invece si comporta come se lui al posto che tu. Come se invece ti deve far dare un figlio e aver comprato un ghiaccio. Ma aspetta, vogliamo così, alla messa di lavoro? Sì, io lo sai, ma lui lo sai. Continua, è la fuocola sua volta. E intanto l'ha fatto un frutto di palmela. Tu puoi reso, ma tu hai di sta calma. C'è un liardico e di staccare. Il Nestretino ha ben capito l'importanza della situazione. Non si intagimò la responsabilità. C'è bisogno di aspettare che l'essere ne vota chiami la patente prima di io di sommare i responsabili. Esagerato. Io saresti esagerato. No, di dire. Che io mi fa un piede chiacchierare con Lucio. Vabbè, ho fatto una bietta tagliata. Ma spieghi che non ho qualche sormata, No. Io non ho nessuna intenzione di aspettare. Anzi, ho clavi amorose di Lucio. Che è così la mette al corrente di tutta la situazione. No, Danilo, spiegati, ti prego. No, non ho intenzione di aspettare lui, è zero. Anzi, piace, Sì. le clavi in cubo e la fa svincare. Ma si stava lì, No. proviamo a rifletti. Un vuole clavi. Danilo! Ma tu non ti come fai? Ti prego, perdonami, non ti come fai? Cesira sta molto bene. Nina, c'è fatto chi tu? Ho sentito confusione, sono venuta su, ho trovato la porta socchiusa, ma cosa è successo? Un disastro, Nina, un disastro. È successo qualcosa a Lucio? Forse sta Lucio ma una che non c'entra. Oh mio, al centro come tutti no. Non la seguo? Danilo, la storia del fruttivere. Ah sì, Danny mi ha detto che lo avrebbe portato qua, sì? Lo ha già guardata qui, andate là. Oh mio Dio, il bambino è qua? Il signor Danilo l'ha visto. Il signor Danilo ha mandato fuori di casa delle. Il signor Danilo deve Che mi devo fare che ti prego? Quando tu vai scosito se spieghi un chiaro ma. mi faccia prendere spaventi, mi si rompono le Danilo non sa dove che la roba sta diventando sempre più complicata con quei faccrodi che è venuta alle figlie di Lucio. Già, Danilo gettava dome le pecche di Sofì. Come che frutto, che l'ha avuto un frutto con tu ne fantato all'università. Lucio è un bravo ragazzo. Prova di dire a suo pari. È anche simpatico. Danilo di sarà simpatico come il mal di panza. È anche bello.
non è facile intrecciare la situazione. Molto bello. Oh, venite a dare una soluzione. Tanto bello. Viene Conde, ti prego, non altri problemi a sparchiamo. Esatto, dobbiamo dire al signor Danilo che questa creatura è figlia di Lucio. Ti pare poco? Sì. Ma Lucio? Vicino? Lasciami stare, Dina, è proprio la sera. Lucio? Lasciami stare. Allora, ma ti do subito gli amici. Ma sì, quello di là, ma... Lucio? Vicino? Sei bravo, sai? Fa tutto a posto? Lucio? Vabbè, vedere un po' più amici. Allora Beh, allora, in che situazione qui, con papà non mi va io, ecco, e quindi ho vinto di risolvere, su bene. bravo, Lucio, ben Ho dite. vinto la situazione in mano. Sì, dobbiamo prendere la situazione in mano prima che sfugga. Partita schiaffata. Bisogna affrontare il signor Danilo, bisogna prendere il toro per le corna, Bravina, chiappa il toro poi qua, sì. bisogna essere coraggiosi, Come ne sorride da un già. bisogna raccontare tutto subito, adesso e senza nessuna paura. Come dice? Oh, buongiorno signor Danilo, niente, si parlava per più del meno. Brava Gina, bien esempio di coerenza. Bene, io vado di là che un po' che non vedo il piccolino. Ma non ci sta, si chiamerà. Ma sei già nessuno pigliato. Danilo, senti, ho vinto di fame travagliate. Sì, ho finito di travagliare. Insieme a Cattina. Lei ci vuole al telefono, ma non mi rispondete. Dopo torno a provare. Catine? Sì, Cattina la d'amorose. Così, con la responsabilità, c'è che fa quella tua aiuta io. Ma Danilo, forse dentro la ciò che tu pensi tu. Poi c'è, il salato che dice pensare. Forse te ti vinti una squinduta delle robe più importanti. Se stai al succedì. Cesire, Ma tu, credi che sta lontano in queste case manco un bardione? alle novie, cui? Ma come cui? Agostino, basta che? E hai finito il lavoro? Ma sì, l'ho finito, ma non gli chiesto roba importante. Mi fa che voi le giornate due robe importanti. Ma che cazzo? Vieni di mio, faccio che voi non so in bene di me, sai? Prendi la via. Agostino, mi ha salutata. Camminare par bene. Ma se vai alla pensare che violi che se le femmine per bene, tutte di un top, e c'è top. Però pensi, due di più, di manco dice copione. Sicuro, un sozzapiano può dare di più, Ma sì, più che chiacchiare, che prima di toccare il chiavo dopo i tetti. Oh, ma se non si permette a lei? Fastidio di comportamento. Beh, se il Signore mi ha donato questi curvis, io li sfastrendi, beh. Basta che tu ascolti, basta che non tu venissi a sventolare se queste chiappe. Ma, dedico lì a tanto, non hai le facce di dire tanti robis. E non tu snanti poi di sapere ciò che mi ha detto Agostino Taurele. Ah, no, ma senti, se ti hai dite Agostino Taurele, mi ha invitato a ballare e a cene, sapete che ben? Beh, no, ma sei proprio contenta per te. E ma si è dite o fatta Catri, Agostino? No, è che se siccome le persone tanto far bene, tanto amore, e avete voglia di darmi la mano per salutare. Ma poverino, come tutti li man sporchi di pitture bianche e non ha un sa. E dopo nella via,
tu ci sentas e tirai forse che avessi detto. So io o sei giocando in Santa Cara? Danilo, forse ti vinti io desquinduto e qualche rubutte. Forse te? Quali? Helmut. No, mamme, ho sognato di chiacchierare dopo tutte cose a me. E io mi chiamo le responsabilità. Sì, ma io non sono rimasto, Ma se per questo non starò a guardare. Vabbè, la metà di colpe le hai anche io. Io non c'entro in tanto. Ma non mi chiedi da voi? Tu non potevi sempre darmi le mani. Ma se frutti lo tenuto sempre io. E se tu mi stavi sono i miei bidocchi, però. Bene, io adesso in Germania, non lavoro. Lucia, dobbiamo raccontare tutto adesso. sta qui che continua subito, tu vedi che è uno scopettone, che lo vedi. Tu, adesso sta manco la misteriosa, punto. Ma non è questione di essere misterioso, io non potevi. Pensi perché lavoro là in qualità? Siamo stati sincermi, io anch'io, io che so. Bisogna lasciarti le aghe. Subite, bisogna il maior. Ma se vai io, ma io penso stavo a spiegare, vabbè, ma passate. Signorina Adele, sto piangendo. Suo figlio? Se voglio dire suo figlio, Una volta si possa capire, no? c'hai che capire, Ci si ci stai a succedere? Se io stavo cirindiditi, Helmut, non è di Lucio, ma... Ma l'MFI, papà. Le c'è? Sì, papà. All'MFI, non ti immagini tu, così come mi pone. Pure le tue reazioni, papà. Helmut ha letto figlio? Sì, papà. E anche me. E io sono il pari. Tu che ho di tornare in Germania a sperare che sto. No, papà, io è tutto si può dire. E una volta finire scuola, bisogna anche di sposarsi. E tutta la storia dell'innocenza e ti ha sulle spalle. E quando ti domandasse dove avevi su moroso e tu mi hai sentito di no, e invece tu avevi sempre un frutto. E io che ti hai anche dato 20 euro. Belle, io non ti riconosco più, belle, Papà, ho sentito le tue piccinine, su. Poi che vedi le pastiglie di Garofalo. Sì, papà, papà, vorrei dirti anch'io, ecco, sì, ti visito la mia morosa, ecco, e la mia ex morosa, si lascia già di 2 anni, sì, e come ho, ecco, ho sto insieme fortunato, ecco, sì, fortunato. Dine, sì, insieme già di 2 anni. E questa magnifica creatura che sta per nascere è il nostro figlio. Allora, capisci
Stani sta al
io della trasmissione sul teatro, sui bordi di Caea, che è Palme, un Chiotte, due racing repliche, dai, saranno 3-4 repliche. Io di ringraziare anche il circolo Trevisan che ha fatto tutto per portare lo ska, Gianna in particolar modo che si prodighe a Fadù, come lo sai quello che è platate, ma ieri continuate. Eccola là. Un grazie sicuramente al comune che ha patrocinato l'evento e ci ha dato la disponibilità di chi spieghi in teatro. Grazie a tutti quanti. Chi che vi conosci sa che ogni volta che io finisco un spettacolo, quando no, finisco un spettacolo, io ho regali una frase, ho regali a guardare su una frase che non è bene, è robate di qualche parte su internet, su qualche libri. Chi stanno a scelte une, piccole, curte, ma che dentro hanno tante robe. A far così. Lo scrittore annerisce una pagina bianca, l'attore illumina una stanza buia. Queste sere hanno illuminato il spalco queste stanze, sono Mariana. Saluti anche velocemente, hai un po' di premure, ma che di là collegami a internet e di là sul sito di Prenatal a comprare sti dolci.